Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Il cambiamento climatico diciamo che è la chiave del nostro tempo. In effetti già molti scienziati credono che il famoso punto di non ritorno sia già evidente. In effetti il punto non può più tornare indietro perché diciamo che i guai già sono fatti, quindi non servirebbe più a nulla cercare di rimediare perché non ci sarebbe più un ritorno indietro. In effetti questo è il punto di non ritorno, anche se molti sono convinti che se incominciamo da quest'anno a cambiare la situazione potremmo salvare diciamo le prossime generazioni. In effetti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altri 31 capi di Stato e di governo hanno fatto tipo un summit all'ONU, diciamo, in programma per il prossimo 23 settembre per cercare di salvare quello che si può salvare. In effetti, ragazzi, scioglimento dei ghiacciai, inondazioni, poi ci sono, diciamo, davvero ci sta di tutto, ragazzi. Siccità, ci stanno proprio incendi, cioè chi più ne ha più ne mette. In effetti i ghiacciai si stanno sciogliendo, gli uragani stanno diventando più violenti, le acque sono calde quasi ovunque, diciamo la barriera corallina sta saltando in aria a causa del clima, quindi diciamo che tutto intorno a noi sta andando diciamo alla deriva. L'oceano, il mare, ovunque è pieno di plastica, quindi pieno di inquinamento. Ultimamente addirittura la centrale nucleare di Fukushima voleva buttare in acqua, diciamo nel mare, acqua radioattiva. Quindi ragazzi diciamo che stiamo distruggendo davvero tutto quello che diciamo Dio ha creato in effetti, quindi stiamo distruggendo la nostra casa. Quindi ragazzi, è vero, a volte qualcuno dice la gente cade malata, la gente ha tumore, la gente è così, la gente è così, però diamo la colpa anche a noi stessi in effetti. Ciao avvocatella. Quindi in effetti noi diamo sempre la colpa agli altri, ma una volta ogni tanto diamola a noi. Se c'è stato un aumento dei tumori anche grazie a noi, inquinamento, fabbriche, auto, una famiglia che ha 4 persone, hanno 5 auto, diciamo ragazzi che il pianeta è adatto per ospitare 500 milioni di persone, invece noi 500.000 persone, in effetti noi siamo 7 milioni e mezzo. Già la sovrappopolazione già è un problema, quindi già non abbiamo le risorse per tutti i 7 milioni e mezzo, acqua, cibo, poi mettiamo che ognuno di noi diciamo ha un'auto, quindi inquinamento atmosferico, quindi di plastica in abbondanza, ragazzi, quindi ci sta un po' di tutto, quindi non diamo la colpa, diciamo i ghiacciai si stanno sciogliendo perché ci sono troppe emissioni di anidride carbonica, dovuto sempre alle auto, davvero grave nel senso che per noi avvocati, per noi giustamente, noi per la nostra generazione e per quella futura, diciamo che ancora diciamo noi, la nostra andrà sicura tanto, ma la prossima generazione già dovrà combattere contro questo clima. L'altra generazione e i figli dei figli nostri, secondo me, non ci saranno più. Sì, sì, oramai il pianeta è allo sbando totale, quindi non ci sta più nulla da fare. In effetti ogni anno dicono che vogliono fare qualche cosa, ma al finale non si fa mai nulla. In effetti i cambiamenti climatici sì, sono procurati dalla natura, però il 50% è colpa nostra, quindi noi non stiamo cercando di fare nulla per riparare la situazione. Cioè quasi dovrebbero proprio fermare le fabbriche, fermare, adesso hanno messo la 5G, quindi diciamo che in effetti per fare soldi stiamo distruggendo tutto il pianeta.
Poi ha visto lì in Amazzonia hanno bruciato tanti alberi, quindi il polmone della terra sta bruciando a causa di persone che vogliono, diciamo, prendere il terreno per costruire, per vivere. E quindi questo bruciano ettari e ettari di chilometri e chilometri di foresta amazzonica e poi ne costruiscono case, fanno tutto questo, quindi un casino su tutto. Poi non si dovrebbero fare più tanti figli, ragazzi. In effetti ognuno qua a volte fa 5, 6 figli, 4 figli, 3 figli. Cioè lo Stato dovrebbe imporre massimo 2 bambini a famiglia, non fare 4, 5, 6, 7, 8. Qua a sud a volte capitano famiglie che hanno 6, 7 bambini. Ma se ognuno di noi vorrebbe fare 6, 7 bambini, calcola quanti ne siamo, e 7 milioni e mezzo diventano 15 milioni. Il problema è dopo dove prendere tutto il mangiare per 15 milioni di persone. Già 7 milioni e mezzo. Ah, me certe volte guarda, qui a sud diciamo che come dico io si tira avanti a calci e schiaffi, come dico io, a pacca e calcio. Quindi anche 6-7 bambini tirano avanti, diciamo non perfettamente, però riescono ad andare avanti, diciamo così. Quindi si ha ancora questa mentalità, diciamo, di fare tanti figli e anche se non hanno tutto, però li tengono, capisci che voglio dire? Invece già mantenere uno già è difficile, comprare scarpe, diciamo, oggi come oggi si sa, la TV. No, ma quello lo fanno proprio di proposito, in effetti, non è che non hanno la TV, è proprio che lo vogliono fare perché dicono che la famiglia numerosa è più bella, non è perché hanno la TV, lo fanno proprio per uno scopo proprio loro. Però il problema è che se tutti quanti la pensano così, altro che 7 miliardi e mezzo di persone. Quindi in effetti il punto di non ritorno sarebbe il famoso punto dove che vuoi tu e quindi non fai nulla in effetti, quindi puoi anche fermare le fabbriche, fermare le auto, oramai il guai è fatto, quindi buonanotte, non ci sta punto di non ritorno, in effetti significa che dopo puoi anche fermare tutto, tanto non cambia nulla. No, nulla, stiamo parlando dei cambiamenti climatici che vogliono cercare di far azzerare, anche se secondo me sarebbe impossibile perché tutti quanti fanno la corsa verso il dio denaro, quindi per parte mia è una perdita di tempo, ma che andranno all'ONU a discutere come fare per fermare tutte le auto, come fare per fermare le fabbriche, tutte queste centrali nucleari, quindi per me è tutta una farsa, in effetti non si può fermare tutte le centrali nucleari, non si possono fermare tutte le auto, non si possono fermare tutte le industrie, quindi non ci credo assolutamente, quindi credo che l'uomo nel 2100 sarà estinto completamente, quindi questa è la previsione fatta diciamo dagli esperti del NOAA, quelli che controllano diciamo i modelli climatici, i geologi e tutto il resto, quindi all'uomo non restano più di altri diciamo 80 anni più o meno, poi finisce, diciamo, ci estinguiamo da soli, quindi non ci sta bisogno di fare guerre oppure altro, l'abbiamo già fatto noi, quindi non credo che ci siano altre 2 generazioni, poi finisce tutto, quindi credo che dopo la nostra generazione ce ne sia un'altra e poi basta secondo me. E noi già non ci saremo già da parecchio, in effetti può darsi che quelli che avranno proprio un brutto periodo saranno i figli dei nostri figli, quelli lì se la vedranno davvero brutta. Sì, ma figurati se quello adesso al 23 vanno lì a fare il summit all'ONU. Quindi vanno lì, si siedono, incominciano a dire qua ci sono problemi, dobbiamo fermare qui sotto sopra. Poi vanno a casa e non se ne è fatta nulla, quindi al finale è solo a perdere tempo, quindi non serve a nulla, quindi
sarà solo per andare lì a fare due chiacchiere, questo qua, quello là, e poi come sempre ogni anno si fa il summit. A finale non si riuscirà a fare nulla, secondo me. Mo' il 23 hanno deciso, pure Mattarella andrà lì con altri 31 capi di Stato all'ONU a parlare di questo. Quindi vediamo che succede, anche se sinceramente non credo che riusciranno a trovare un accordo, anche perché dire di fermare tutte diciamo fabbriche e tutto il resto mi viene già da ridere. Quindi in effetti fermare il petrolio, non far circolare più auto che inquinano, quindi già questo è impossibile in effetti. In effetti se volevano fare questo avrebbero fatto tutte auto elettriche invece di auto a combustione. Invece le auto elettriche esistono ma non sono state mai messe in commercio perché giustamente il petrolio dopo come fanno a venderlo? La plastica da dove proviene? Dal petrolio, quindi è sempre un business ragazzi, quindi secondo me la nostra generazione sarà la penultima credo, quindi dopo di noi un'altra generazione e poi ciao ciao, poi ci sarà davvero da ridere, quindi non sarà per noi, quindi noi già saremo passati a miglior vita, ma la prossima generazione, quella lì, se la vedrà davvero nera. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, mi vado a fare un bel caffettino così mi riprendo un pochino, ci vuole, già me ne sono fatto uno, ma un'altra non fa male, quindi voglio cercare un argomento più sfizioso, voglio vedere un poco, voglio vedere il famoso Umberto che capa tiene, sperando che questo davvero non arrivi in Italia, scherzando scherzando, ogni giorno diciamo così, ogni giorno diciamo così, e poi ce lo ritroviamo qua, speriamo di no, quindi vediamo un po' di vedere questo dove sta camminando in effetti. Ci sentiamo dopo ragazzi, arrivederci, ciao Avvocatella, ciao Federica, ciao a tutti ragazzi.